Questa sera è il primo incontro pubblico di presentazione della seconda tornata di bandi del GAL Alta Marca Trevigiana. Si tratta di 3 bandi per circa 2 milioni di euro complessivi messi a disposizione. Un bando, l'ISL 04, 1 milione di euro, riguarda l'attivazione di nuovi servizi per la comunità. Un secondo bando riguarda attività informative per la popolazione locale sui servizi e sulle eccellenze del territorio, sull'essere patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, e un terzo bando, 420.000 euro, riguarda interventi in agricoltura con valenza ambientale e paesaggistica, come il recupero dei muri a secco e la realizzazione delle aree umide e interventi di regimazione per lo scolo e il recupero delle acque.